Buonasera a tutti! Buonasera, ciao Dario. Ciao Alessandra, allora la settimana scorsa abbiamo parlato di pattinaggio con Virna Norbiato. E oggi mi hai portato le moto, però invece oggi, che io esatto, le conosco moltissimo. Infatti. Avevamo anche invitato Federica Pedron, che è stata con me una collega che ha seguito un programma televisivo che facevamo su questa stessa emittente, si chiamava Club della Moto. Purtroppo non si è potuta liberare, ma la salutiamo perché avrebbe avuto anche lei piacere. Adesso lei segue Superbike con TV7, anzi con la 7, insomma, brava. Ciao Federica. Bene, allora questa sera, si è capito già dalle prime inquadrature, parliamo di motociclismo. E abbiamo la Federazione Motociclistica Italiana, lo saluto Daniele Martin, un applauso a Daniele, presidente, anzi delegato provinciale. Salutiamo Luigino Faraon, benvenuto Luigino. Presidente del Motocross Pinea. Se andavano diversamente le cose, tu eri presidente regionale, io vicepresidente quella volta, siamo stati eletti comunque. Io ho fatto un po' il vicepresidente regionale della federazione, ma poi ci siamo dedicati ad altro, diciamo così. Però siamo sempre qua dopo 20 anni a parlare di moto. Certo. Bene. Poi abbiamo Sergio Vittadello, presidente Motoclub Due Rotte Classiche. Ciao Sergio, grande amico, uno dei motoclub con più soci, diciamo, quindi uno dei primi 10-15, non so, in Italia come numero di soci, e si occupa soprattutto, esclusivamente, vorrei quasi dire, di motodeca, però insomma mototurismo, un po' di tutto. Bravo. Allora. E poi abbiamo Luigi Crivellaro, presidente Motoclub Padova. Bene, Gigi. Anche Gigi, stasera abbiamo buona parte della trasmissione dedicata a un avvenimento importante di trial che si terrà 9 marzo a Padova, il campionato di Veneto di trial, e ricordo che anche Gigi, domenica prossima, esatto, qualcuno magari vedrà la nostra trasmissione, eccola qua, abbiamo anche la locandina, vedrà la nostra trasmissione in replica magari lunedì o martedì e quindi insomma dirà ma come, se lo sapevo, insomma voi seguiteci sempre e vediamo tutte le cose belle che riusciamo a darvi. Allora, vedremo anche quello che è stato realizzato su questo parco, perché sì, un anno fa ne abbiamo parlato, era ancora in fase. Esatto, che adesso approfondiremo. Era solo per dire che anche Gigi è stato trialista, vero, modestamente, trialista con una bella priglia. Bravo Gigi. Passiamo dalla parte di qua, Alessandra, ti lascio. Andrea Girardello, Motoclub Funk Bike. Bravo Andrea. Andrea e Nicola Giorato, insomma la coppia, la terribile coppia, gli enfant prodige, perché sono stati piloti di motocross e lo sono ancora. Però quando erano piccoli io ero presidente provinciale, con i campionati provinciali sono cresciuti con noi, in poche parole. Sono diventati bravissimi come organizzatori e tante altre cose, ne parleremo. Poi abbiamo detto del trial, allora il campionato triveneto di trial che si tiene a Padova, però è organizzato da uno dei grandi motoclub italiani del trial, è il Trial Valchiampo, quindi con Moreno Bonetti. Un applauso a Moreno. Abbiamo anche un altro prestigioso Moreno, che è Moreno Piazza, che è lì con la maglia arancione. Ciao Moreno, un applauso a Moreno perché è un grande pilota. Alla mia sinistra con la maglia arancione, adesso mettiamo subito in confusione la regia, ma la regia ci segue. Non sa dove guardare perché li abbiamo spiazzati. Ti brontolano a te perché hai tu il collegamento con la regia. Eccolo, lo rinnovo, un applauso. Abbiamo anche un microfono forse per le due. Dopo, se abbiamo bisogno, ne parliamo. Poi abbiamo Marco Bonato, presidente Trialisti Euganei. Bravo Marco. Invece Trialisti Euganei è l'associazione, è una ASD che organizza. No, niente. Ho sbagliato qualcosa a dirlo perché tanto. No, inquadravano lui. Perché sono tutte e due, uno presidente e uno vicepresidente. No, allora Mario lo presentiamo non più come vicepresidente perché il vicepresidente è Gino Negro che è lì in fianco. No, Mario, siccome vediamo è l'unico che lavora là dentro, allora pensavo fosse lui. Allora Marco Bonato è il presidente di questa associazione che è stata creata a Padova per gestire, ed è la prima esperienza a livello nazionale in cui un comune importante, un capoluogo, destina un'area sportiva per il trial. Quindi se permettete, oltretutto io ci lavoro all'assessorato allo sport, facciamo un applauso al comune di Padova perché ha dato veramente un grosso impegno anche della dottoressa Franca, Carla Franca, che è anche appassionata motociclista, anche lei da passeggera,
Vuol dire che insomma se riusciamo a trovarci un po' trasversale questa passione dei motori, quando troviamo qualche funzionario o qualche dirigente o qualche politico che sono un po' appassionati del nostro sport, insomma i risultati si vedono, ma ne parleremo. E poi Mario Gaspari, lascia che te lo presenti io, un applauso a Mario, che da tanti anni, io l'ho sempre mi sono permesso di definirlo il mio fido scudiero Mario, ma insomma sei assolutamente diventato più bravo del maestro, come si suol dire, perché Mario era giovane, organizzavamo i trial indoor, abbiamo fatto dei trial a Padova che insomma non tutti hanno fatto, diciamo così, e allora con vari campioni del mondo a Padova, in fiera a Padova, Mario era di là della Transenna, appassionato di trial e voleva aiutarci, e allora gli dissi vieni scavalca, io me lo ricordo sempre, un'immagine con i rocchetti dell'Enel e con Bernie Scriber che era lì vicino all'altro grande pilota, Luciano Fasolo, che non so se ti ricordate. Ricordiamo. E venne dentro, insomma, Mario da quel giorno è diventato il trial fatta persona, quindi grazie a Mario perché è l'anima del trialismo padovano. Allora, Alessandra. Iniziamo a conoscere un po'. Vogliamo un po' anche ricordare il nostro pubblico, no? Abbiamo amici, genitori dei ragazzi che fanno minimoto, allora se la regia mi fa vedere un'inquadratura così io vado a seguire l'inquadratura. Nel pubblico abbiamo piloti e abbiamo appassionati abbiamo sinistra tua, se lei, perfetto, va benissimo la sinistra mia, dove vogliono, non c'è problema. Ecco, le vediamo là in fondo, vediamo quelle belle divise bianche, amici di Gigi, amici nostri, Motoclub Padova, un applauso alla rappresentante Motoclub Padova. Alla loro destra, quindi sulla sinistra dell'inquadratura noi facciamo, c'è qualche juventino qua perché abbiamo bianco e nero. Tu sei juventino? Attento. Dopo andiamo a conoscere allora, scusa, anche. Dopo, esatto. Allora, volevo ricordare che abbiamo, aspetta qua, 4 soci del Motoclub Bikers Friends di Mestrino che hanno percorso in moto gli Stati Uniti da costa a costa. Vero? Infatti un applauso. Però abbiamo anche Berto. Là in alto, alza la mano così ti vediamo. Berto Boaretto, che è fratello del nostro carissimo compianto presidente del Motoclub Padova, che anche lui si è fatto il cost to cost in moto, giusto? Poi insomma un po' ci raccontiamo con loro anche, eravate insieme, no? Come loro. Da questa parte Alessandra. Abbiamo sicuramente un po' di amici, un po' di genitori, familiari, qualche mamma, qualche genitore presumo, e appassionati anche del settore. Un applauso a tutti, cominciamo la nostra trasmissione. Allora, Daniele, grande esperto e appassionato di moto d'epoca, collabora fattivamente con l'Intermeeting, che è l'organizzazione di auto e moto d'epoca. Anche quest'anno non riusciamo a fare la fiera delle moto, no, però, vero? Problemi organizzativi, di locazione, un attimino, crisi, problemi di date. Coincidenze di esatto, date. Sì. Veramente è stato preferito di organizzare tutto quanto, rimandare l'anno prossimo con un programma e un progetto veramente che si possa veramente fare una bella manifestazione a Padova, cercando un attimino di costruire qualcosa con un po' più tempo. Vabbè. Comunque, situazione del motociclismo nel Veneto. Intanto salutiamo Gigio Favarato, un applauso Presidente. a Gigio, presidente regionale. Ciao Gigio, perché lui è sempre stato il nostro ospite. Se l'ho sentito prima. Io l'ho sentito, l'abbiamo salutato, ha avuto un'operazione a ginocchio, quindi esatto. Lo salutiamo. Grande sportivo, grande rugbista e insomma è appassionato, ormai tanti anni che segue il motociclismo a livello di presidenza regionale. Allora, situazione del Veneto. La situazione del Veneto, diciamo che il Veneto, come vediamo qui, la passione non manca, gli organizzatori e le persone competenti ne abbiamo. Come dicevi tu, il trial, che veramente è una cosa da molto, che stavamo su quella montagnola, che ci lavoravamo io e te, finalmente abbiamo portato a casa veramente una cosa molto molto importante. Il settore turismo, abbiamo un'ottima rappresentanza, faccio sempre così, Motoclub Spinea con il Rally Club, con il Rally delle Dolomiti, ormai quanti siamo arrivati? Siamo alla 36esima. Pensa a te, che vecchio che ti sei. Sì, hai visto. E dunque parla da solo, poi con Jesolo, con altre manifestazioni, abbiamo con il settore d'epoca, abbiamo delle grandi rievocazioni storiche di circuiti, di gare. Che poi parlerà il Presidente appunto per le date, quelle che tu hai già segnato, che non sta a me che sa meglio i particolari. Motocross.
Il motocross. Abbiamo sempre questi problemi degli impianti. Esatto, gli impianti. Però a livello veneto qualcosa. Tanto di cappello ad Andrea con quello che è stato fatto negli anni precedenti, l'anno scorso anche con la data che hanno fatto qui col Supercross e poi abbiamo la realtà, quella di Michele con l'impianto di Lovolo, che lì è un impianto veramente che sarebbe uno dei top in Italia. Un outdoor del genere è veramente un sogno, si può dire che stanno, tra parentesi, lavori in corso ancora. Speriamo che veramente abbiano la possibilità di fare non solo l'attività quella sociale come fanno adesso, certo, ma anche di tornare ai fasti. Avevamo rischiato che lo chiudessero anche quello, perché dopo che hanno chiuso Monselice per pretesti assurdi, dopo che hanno chiuso ancora per pretesti più assurdi, ho ancora la fase, ho ancora 1978. No, mondiale 125 ragazzi, a Lovolo. Chi ha vinto il mondiale 125 a Roccolo? A Lovolo, chi si ricorda? No, Vatanab. Non è italiano. Vatanab. No, mica è napoletano, Watanabe. Watanabe. Vabbè, si scrive Watanabe. È giapponese. Akira Watanabe. Chi ha vinto quello da 500? Berto, dove eravate voi? Chi lo sa? 125, non avete microfono voi ragazzi, quindi ditelo a me. Vecconen 250 quell'anno, quello del fango. A Lovo è stato fatto un 500 e un 125, vabbè dai, non entriamo nella storia perché dopo ci confondiamo. Vabbè, trial, abbiamo detto, trial anche è una disciplina che ha due facce completamente diverse, cioè la possibilità di correre all'esterno, l'outdoor, e anche l'indoor, che non sempre è l'indoor in uno spazio chiuso, ma è l'indoor con ostacoli artificiali. Poi c'è il problema enduro. Noi questa sera avevamo invitato anche degli illustri rappresentanti del mondo dell'enduro. Evidentemente non è un problema, è solo un problema nostro il fatto dell'enduro, non è un problema dell'enduro perché non si sono presentati, quindi purtroppo non possiamo parlare dell'enduro. Il problema enduro è una specialità, quella che noi praticavamo nei nostri anni 70 con le motorette qui, la passeggiata nel bosco, che adesso stiamo passando con il trial, una moto meno invasive, e il futuro sarà quello lì con l'elettrico che vediamo lì dietro, la nuova proposta. Il problema dell'enduro è che ci sono alcuni problemi di base. Il problema di base è la poca correttezza, e lo dico da non pilota, da appassionati, da appassionato di alcuni, per colpa di pochi, come si suol dire, andiamo di mezzo tutti quanti. Anche lì, secondo me, ci andrebbe una regolamentazione che andrebbe anche tecnica, il tassello della gomma, testa della gente, prima, numero uno, la testa delle persone. Le persone scorrette sono dei delinquenti, quelli che vanno con le moto da enduro, magari senza targa, smarmitate, in giro per i monti, per i colli ugani, per altri posti. No, ma almeno purtroppo non abbiamo qua nessuno che può perorare questa causa, però lo sto dicendo e lo dico, cari amici con la moto da enduro, dovete darvi una regolata, non tutti, quelli che cambiano le marmitte e quelli che tolgono i fanali, tolgono le targhe, perché dopo sui giornali leggiamo motocross sui colli. È sempre la stessa e foto quelli che fa gira. Motocross, poveretti, vero Andrea? Che invece lo fanno in un'area chiusa, eccetera. Allora, ragazzi, un po' di buonsenso. Io ieri sono stato, e mi sarebbe piaciuto che fossero stati presenti qui anche a sentire le cose che vogliamo dire. Sono stato nei Colli Ugani, c'è il Parco Colli Ugani, un parco regionale. Sono stato dal presidente del Parco Colli con il sindaco di Galzignano per perorare un po' la causa delle moto. Purtroppo, proprio a causa di queste persone che si comportano male, e li conosciamo tutti, sappiamo tutti, non è queste le immagini, grazie regia, scusa. Siamo costretti a dover rinunciare tutti ad andare sui monti. Io spero che li becchino tutti. Faccio sempre riferimento qua a Gigio, che per 4 anni ci ha deliziato con una manifestazione denominata Motocavalcata dei Forti in altopiano di Asiago, dove io personalmente raccomando a tutte le persone di vedere cos'è l'altopiano d'Asiago visto in un'altra ottica. Ci sono tornato con la famiglia, eccetera, appunto, però con una regolamentazione di appassionati organizzata con le dovute maniere si possono ottenere gli ottimi risultati. Solo che dopo arrivano, come è successo, 600-700 persone. Quanti hanno, Luigino? Li abbiamo limitati a 440.
Però ecco, c'è stato proprio questo comportamento che noi abbiamo spostato di una settimana perché il gallo cedrone potesse nidificare tranquillamente e poi al limite gli altri vanno di sera per evitare il passaggio dalla forestale. Fai un discorso di preparazione, educazione e sensibilizzazione sull'ambiente e questi ti vanno con gli scarichi aperti senza marmitte. Ma cosa si può fare questa gente, Luigino? Ma guarda, io credo che l'educazione sia una cosa fondamentale, la dobbiamo imparare da bambini e quindi da bambini cominciamo a parlare di moto, ecco, ben venga quindi anche le mini moto, ben venga anche l'educazione stradale quando si parla anche con le mini moto, le biciclette eccetera, e far capire che è soltanto questione di rispetto della legge, rispetto dell'ambiente. Vediamo le nuove generazioni, vedo Alessandra in mezzo ai bambini, Sì, un ho attimo. cambiato postazione oggi, anche perché ho visto che erano un po' in fermento, poverini, sono piccoli, hanno caldo, poi vedo qualcuno che ha voglia di spogliarsi. E poi sono venuta a conoscere anche lo Juventino e anche gli altri. Come ti chiami? Ciro. Che tu prima hai detto tu sei Juventino quando Dario ha fatto la domanda. E tu, Minimoto o no? Minimoto DM e il motore Polini. Dopo ci spiegherai meglio, magari facciamo un'altra domanda. Andiamo a conoscere anche bene gli altri. Tu ti chiami? Thomas. Quanti anni hai? 5. 5 anni, piccolissimo. No, scusa, 6. Ah, hai sbagliato. Quasi 6. Quasi 6. Poi questo è un pochino più grande. Mirko, ho 15 anni. Ok, grazie. Passiamo di qua. Giovanni, 7 anni. E tu ti chiami? Andrea, 6 anni. 6 anni. Che prima avevi caldo, sei scappato dalla mamma. Sì, vero, adesso sei tornato, sei assieme ai tuoi amici. Velocemente dietro, prendo anche gli altri, vediamo, e poi torniamo dai nostri ospiti. Nome? Andrea, Onni? 9. No. Però lui fa Tua un'altra specialità? Motocross. Motocross. E qui invece? Thomas, E Anni? E la tua specialità? 10. E cosa fai? Motocross. Motocross anche tu. Bene. Oh, loro fanno già motocross, Sì, sono un non po' più minicross, grandi. perché minicross è cosa da bambini. Bene, allora facciamo un applauso a questi più dulci. Ale. Ti ho visto un po' in fermento dobbiamo- prima, hai quindi ho ragione. detto sono andata. Infatti mi hanno Noi dobbiamo proprio... Cosa fai qua? Mi hanno detto. Sì. Esatto, dobbiamo proprio lavorare, Luigino, su questi ragazzi che stanno crescendo, perché noi, la mia generazione, è quella che è stata penalizzata, nel senso che noi andavamo, facevamo fuoristrada, lo ricordava Daniele, e dopo siamo stati tagliati fuori. Abbiamo Aspetta, vissuto... fammi parlare, perché sennò se montiamo uno sopra l'altro. Allora, e non abbiamo potuto poi, diciamo, replicare una situazione in cui poi ci hanno impedito poi di fatto di andare a fare un po' attività fuori strada, eccetera. E adesso, insomma, l'età non ci aiuta per recuperare un po'. Queste generazioni devono essere indirizzate. Bravo. Ma ti Ci ricordi... sono questi corsi che vengono fatti di educazione stradale, giusto? Sì, ma ti ricordi anche 30 anni fa, quando si parlava del primo parco dei Colli, e avevamo individuato delle aree di rispetto e delle aree di utilizzo, e questo è il concetto che poi non è passato, perché gli ambientalisti volevano tutto esclusivamente per loro. Quindi diciamoci francamente, diamoci anche una proporzione in virtù degli utilizzatori degli spazi, e quindi troviamo questa possibilità. Anche fare le triadi in un ambiente chiuso come il piazzaletto dello stadio, benissimo, è propedeutico, educativo, però lo sai che il naturale sarebbe quello in un ambiente tipo appunto sull'altopiano. E parlavamo 30 anni fa di creare una piccola sezione in Franzella di una piccola scuola di trial, l'ha fatta poi Valchiampo, e ha fatto, quindi ha catalizzato l'interesse e l'attenzione, trovando degli amministratori che hanno avuto la sensibilità, e decisamente fuori dell'area predisposta per l'impianto di motocross, per l'impianto di trial, la gente li rispetta, e questo è il principio che dobbiamo creare, aree di utilizzo e aree di rispetto. Penso che sia una cosa naturale e semplice. Non so i tempi per la pubblicità, però io, visto che abbiamo un po' anticipato l'argomento ed è un po' il cuore di questa trasmissione, io vorrei parlare di questa manifestazione con Marco, con Moreno, i due Moreno, perché domenica 9 marzo, per la prima volta sicuramente a Padova, ma abbiamo già fatto delle gare in Corsa Australia a suo tempo, però di trial parliamo, però c'è il campionato Triveneto assoluto. Allora Marco, ci vuoi raccontare? Ne parliamo subito dopo la pubblicità, perfetto. entriamo con questo discorso. Grazie, qui. a dopo. Allinea la regia, grazie.